E noi altri desonta, guarda, per non perdere niente, si metteva anche a Cinquantin insieme, non campo libero, solo religio, anche seminare, impiantare qui si andava con il banchito e noi che avevamo il diavolo si chiamava, che segnava tre gombini a volta, distanza da 90, un paio e tirava a fare i segni, si andava via, si impiantava. Un banchetto? Col banchetto. Senza concimi chimici? No, senza chimici. No, letame sì, si svolava l'etamaio e si portava su sto campo. Dopo del tormento si buttava via 7, 8, 10, 15, tutto il letame che c'era, non si buttava più via niente altro. Ma il Cinquantin, quando piantavi? Insieme? Quando appena finivo prima del seminato? No, anche se meglio, perché succedeva che tante volte nasceva prima era dicendo che gli era messo il piede. E che Cinquantin eri? Cinquantin, proprio Brigantin. Brigantino? Io il suo nome, il giallo? Che già era sì, giallo, però c'era una specialità che se fosse in casa adesso avete più ricercate e più... Dove andavi torno sto Brigantino? No, un altro sempre uovo, se si facevano avanti a razza e si suonava quando che si scappava, si tirava fuori sempre i migliori, qui che se si vedeva di una certa altezza, non qui che veniva più alta, non qui che restava bassa. Si suonava Stepanocci, qui più o meno che serviva. Nome Brigantino? Sì, Cinquantin Brigantino, perché di 50 giorni. Ma era bello giallo come era? Sì, rosso, proprio il buttavo piuttosto era un granito piccolo. E qui non avevi da darle il pallone? No. Non serviva a dare pallonati, che ho detto, potevi mettere anche impiantare tutti i cioli, tutti i funghi, no, lavorare perché c'era in tanti, era l'unico sistema per poter sopravvivere tutti. Ma questo Cinquantin mangiavi o vendevi? No, la maggior parte qui era destinato proprio a venderlo, perché un quintale di turco valeva per modo di 3.000 franchi a quei tempi, un quintale di Cinquantin, va bene che ne veniva meno prodotto, però valeva 5.000 franchi. Era ottimo per la polenta? Specialissima, ne diceva i torresani che non abbiamo sbagliato era più che altro speciale anche da dolci, sto 50 anni. Adesso non va più sta pianta? No, è rare, sì, no.